Interrompiamo brutalmente e anche un po' maleducatamente queste trasmissioni per un comunicato ufficiale del movimento estremista ligure. Perché veramente non ne possiamo di più di questi DPCM che ci arrivano, che ci danno tutte queste informazioni. Uno che dice una cosa, le regioni che dicono un'altra cosa, il comune dice una cosa. Allora mettetevi un po' tutti d'accordo, non possiamo far decidere a una persona sola. Io. Fatemi decidere a me. Io faccio delle cose anche giuste, sono uno sensato. Ad esempio, su sta cosa di chiudere le regioni. Non è che noi del movimento estremista ligure siamo contrari, però bisogna farlo con criterio. Prima si chiudono le regioni e poi si fa l'annuncio. Non che come fate adesso, si fa l'annuncio, i milanesi vengono in Liguria e chiudono le regioni e noi ce li teniamo. Non si può andare avanti così. Fateci decidere a noi che sappiamo come fare. Non toglietemi la linea, dai, l'ho appena presa. Ma guarda che... E ridammi la linea, perché dovevo parlare di Toti. Perché beh lì, il governatore Toti, poi mi fa sto scivolone sulla questione degli anziani. Allora, governatore Toti, ma proprio... Tu lo sai che la Costituzione della Regione Liguria dice all'articolo 1 che la Liguria è una repubblica democratica fondata sui vecchi. E tu proprio sui vecchi mi vai a fare lo scivolone, ma è come se il presidente della Giamaica facesse un tweet che dice che le dimensioni del Belino non lo contano più. Beh lì succede una rivolta, lo mandano via a colpi di nerchia. Beh lì, no, ma Toti, allora tu hai fatto questo tweet, io mi ricordo questo sketch di Vianello e di Tognassi in cui Vianello diceva Toti, tu t'ha twittato un tweet, ma tu non te ne tenti tanto dei tweet di twittati. Adesso io la lingua siciliana non la mastico bene perché non sono di quelle parti, però ti dà il senso, ma anche poi la smentita che c'è stata l'ha detto stampa. L'ha detto stampa quella Jessica lì che dice abbiamo fatto un'immensa cazzata, un'enorme cazzata. Ma ti sembra il linguaggio da usare per una questione così seria? Lo capisco pure io, che lì ho fondato un partito che fa dell'ignoranza proprio il faro guida, che questo qui non è un linguaggio da usare. Un'enorme cazzata e quando posteggi la macchina e non hai visto il giorno dopo, lì c'è il mercato, te la portano via. Ridatemi la linea. Volevo dire soltanto un'ultima cosa. Volevo salutare Gigi Proietti e dire che mi dispiace tanto perché anche se sono nato a Genova, sono di Bolzaneto e diciamo il mio orizzonte culturale non va oltre la collina di Begato. Però è come se fosse mancato uno di casa mia. Mi dispiace veramente tanto. Mi dispiace soprattutto il fatto che se n'è andato e non ci ho potuto dire grazie. E lasciami la linea, che devo finire con una frase famosa, sono le ultime parole che ha lasciato scritto Sean Connery. Lui ha detto, lo si dice nelle strade, lo si sente dire in giro, diciamo tutti suca al coronavirus. L'ha detto Sean Connery. Prendi la linea, prenditela. Faccio finta di niente. Te la sei presa?